Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Sono ancora molto gravi le condizioni di Raffaele Giuzio, il 19enne pilota di motocross di Venegono Superiore, ricoverato da sabato scorso all'ospedale Maggiore di Bologna dopo una caduta sul circuito di Castellarano durante una sessione di prove. Il giovane è da 36 ore in terapia intensiva in stato di coma farmacologico. I medici definiscono stazionarie le sue condizioni. Gli sono a fianco i familiari, a partire da papà Tony, che sin dalla più tenera età lo ha portato sui campi da cross del Varesotto, trasmettendogli la passione per le moto. Ma il tempo in primo piano, con i temporali che hanno flagellato la provincia di Varese da ieri pomeriggio e che, secondo i meteorologi, potrebbero provocare nuovi danni tra oggi e domani. Una trentina gli interventi di soccorso urgente ai quali sono stati chiamati i vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri. Le zone più colpite sono state quelle intorno a Busto Arsizio e Caronno Pertusella. L'episodio più grave si è verificato a Gorla Maggiore, dove sotto i colpi di raffiche di vento e pioggia le lamiere che costituiscono il tetto di un edificio sono state divelte e in parte sono volate via. Sul posto hanno lavorato fino a sera inoltrata vigili del fuoco e protezione civile per mettere in sicurezza la copertura. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo tanta paura tra i residenti. Andiamo ora alla Veno Mombello, dove la funivia che porta in vetta al Sasso del Ferro sta subendo pesantemente l'effetto Mottarone. Dal 23 maggio scorso, giorno della tragedia sull'altro versante del Verbano, costata la vita a 14 persone, l'impianto di risalita ha subito un calo del 90% dei clienti, dai circa 1000 che si registravano in una giornata festiva al centinaio di ieri. È stato un danno grave per tutti gli impianti italiani, ma per noi di più perché siamo più vicini alla montagna dei Due Laghi, conferma Paola Mattioni, responsabile di Funivie del Lago Maggiore, la società che gestisce, oltre all'impianto con telecabine biposto, anche l'albergo-ristorante in cima alla montagna. Una società che dà lavoro a 30 persone e che ora deve fare i conti con la diffidenza dei cittadini nei confronti degli impianti a fune. Eppure, alla Veno, l'impianto opera in piena sicurezza, garantiscono i responsabili della struttura. Non ce l'ha fatta l'uomo di 54 anni che ieri sera, domenica 20 giugno, ha avuto un malore in piazza Maddalena, frazione di Sommalombardo, un attacco cardiaco che lo ha stroncato poche ore dopo e non gli ha lasciato scampo nonostante i soccorsi tempestivi. L'uomo era in piazzale Visconti di Modrone quando si è sentito male mentre portava a mano la sua bicicletta. Sul posto 2 ambulanze e un'automedica. Gli operatori hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco e ogni manovra salvavita per poi intubarlo e trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Sommalombardo. Qui però, nonostante fosse nelle mani dei medici, l'uomo è deceduto. Pare che fosse malato già da tempo. Sul posto, a supporto, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Gallarate. E per chiudere il calcio, mentre in casa Pro Patria è iniziata la settimana decisiva per dare un volto al successore di Ivan Javorčić in panchina, in lizza ci sono Andrea Zanchetta e l'ex Entella Luca Prina. In Serie D si è chiusa ieri allo Stadio Ossola la stagione del Città di Varese. Vediamo il servizio di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. Si chiude con l'amarezza di un KO interno. Il Derthona vince 2-1 all'Ossola con rigore nel finale e biancorossi in 10. Ma il Città di Varese esce comunque tra gli applausi dei tifosi e sogna un futuro roseo. Ora per Ezio Rossi e per la società è l'ora di ricostruire, puntando comunque sulle non poche certezze di un'annata stranissima, difficilissima, ma chiusa con una salvezza anticipata che pareva impossibile solo pochi mesi fa. La squadra, che ha trovato passo passo la personalità giusta per tagliare il traguardo, si è sempre dimostrata poco avvezza alla concretezza offensiva, cruccio principale dell'annata. Sarà soprattutto sotto questo aspetto che si dovrà andare a lavorare, anche se il mercato degli attaccanti è tortuoso. Ma Varese è Varese e tocca alla società far valere il peso e le ambizioni della piazza. C'è poi il nodo Ebagua. Ieri Giulio ha toccato 5 palloni, sfiorando 2 gol e trasformando la squadra con la sua sola presenza. Farlo tornare in forma può diventare il colpo del mercato, perché attorno a un Ebagua credibile si può allestire una squadra vincente. Dipenderà anche e soprattutto da lui. Il feeling con la città che da sempre lo ama non è in dubbio, la sua voglia di provarci ancora sarà decisiva. Ora inizia l'estate del calciomercato e Varese sa di potere e dover aspirare a ben altro che questo 16° posto finale. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.